Una riflessione sul sistema sanitario nazionale costruita attorno al libro del vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini, Pensare la sanità. L'Università degli Studi di Udine ha ospitato uno scambio di visioni tra istituzioni e addetti ai lavori, con l'obiettivo di trovare terapie per una sanità malata. Bisogna incominciare a pensare, le idee, le terapie sono le idee. Il libro che noi presentiamo ne espone alcune sono state già seguite dalla politica, devo dire. Il libro è stato un po' un sasso nello stagno che ha fatto onde intorno a sé. Per esempio l'Italia perde troppi medici, tanti vanno all'estero, infermieri e medici. Bisogna capire come trattenerli in Italia, anche perché la formazione che noi facciamo è ottima e costa anche. Insomma, le idee sono tante, bisogna però appunto metterle al centro, perché la sanità è la pelle della gente. Secondo me di idee ce n'è anche troppe. Noi oggi ci intitoliamo e ci interroghiamo con un titolo importante che dice pensare alla sanità. Io penso che abbiamo pensato abbastanza. Penso che questo Paese produca soluzioni alternative da troppi anni. Il problema vero è che non ha la capacità di decidere, e quando tu decidi alla fine scontri una serie di posizioni che hanno più a che fare con una rendita che è stata precostituita nel tempo, e alla fine rischi di non decidere, e quando non decidi produci gli effetti, cioè produci quella equità che manca e quella risposta che deve tenere conto di un bisogno che è radicalmente cambiato e non può essere affrontato con un modello organizzativo che è figlio di una struttura della società che è completamente diversa. Non c'è altro modo per pensare alla sanità soltanto se consideriamo la persona. A me non piace dire la persona al centro, ma comunque la persona come essere più importante, perché la cura è una primarietà esistenziale, come tale va considerata per esprimere al meglio le capacità di vita, le capacità anche di curare le malattie.